Argava insomma sta vivendo una stagione buona, ricca di spunti e di confronti. Quotidianamente aggiorniamo il nostro sito, quotidianamente parte una newsletter visionata, vista ogni giorno da oltre 1 migliaio di persone. Gli associati ad Argav sono un'ottantina e sviluppano la loro attività con visite al territorio e anche con un forte e vivace dibattito interno. Quest'anno di attività di Argav si è caratterizzato, accanto alle consuete attività di visita al territorio e i venerdì di formazione professionale ad Arzerello di Piove di Sacco, si è caratterizzato soprattutto per aver stretto un miglior rapporto con il sindacato di cui Argav è gruppo di specializzazione. Questo porterà, speriamo, insieme alla collaborazione con l'Ordine dei giornalisti, alla certificazione dei nostri appuntamenti di venerdì come corsi di formazione professionale. Questo a servizio degli associati, ma a servizio della categoria nella sua interezza. Un'altra cosa a cui vorremmo dedicare attenzione nel corso del prossimo anno è valorizzare quelle che chiamiamo le comunità resistenti, vale a dire quei gruppi di persone impegnate da anni con grande dovizia di attenzioni alla valorizzazione della cultura del territorio. 2019 è stato un anno importante per Argav e per il sindacato dei giornalisti del Veneto, che hanno visto rafforzarsi un legame già solido, tra l'altro testimoniato anche dalla presenza e dall'impegno del collega Efrem Tassinato negli organismi del sindacato dei giornalisti del Veneto e nella sua partecipazione come componente del Consiglio nazionale della Federazione Nazionale della Stampa Italiana. E un appuntamento molto importante è stato quello nell'ottobre scorso a Santo Stefano di Cadore, dove il sindacato dei giornalisti del Veneto e l'Argav hanno realizzato non soltanto una giornata di formazione molto partecipata e riuscita, ma hanno ribadito una volta di più l'attenzione ai temi ambientali, il sostegno concreto, un'area che è stata durissimamente colpita dalla calamità naturale di Vaia ancora un anno fa. Come ogni anno Argav ha assegnato un premio ad una personalità della regione, del Veneto, che abbia illustrato il territorio con la sua attività. Quest'anno è stato scelto Michele Boato, il presidente dell'Ecoistituto del Veneto Alex Langer, un ambientalista che ha saputo attraversare il passaggio di secolo riuscendo a non farsi incasellare in una specifica area politica, ma riconoscendo il valore di tutti. In questo le sue ultime pubblicazioni lo stanno a dimostrare, non solo ciò che non va, ma anche ciò che grazie alle battaglie di tante persone si è riusciti ad ottenere. L'Argav è un'associazione importante perché il ruolo dei giornalisti in questa società è fondamentale per le battaglie ambientali e per quelle sociali e civili. Se non si diffonde l'informazione non succede niente. Noi dobbiamo lavorare assieme, sia le persone che lavorano nelle associazioni sia i giornalisti, perché queste nostre città cambino volto e diventino città socievoli, umane, ma anche e soprattutto verdi, cioè ambientali, dove l'albero sia il cuore della città e non invece una cosa che disturba e che si deve togliere di mezzo. Questo premio arriva addirittura nella giornata in cui stiamo fondando un'associazione ambientale e sociale di Mestre. Proprio il nome sarà forse Per Mestre, o forse qualche aggettivo si aggiungerà, e viene come una specie di viatico perché questa associazione abbia dei buoni risultati. Grazie.